Io devo andare a fare una visita medica a Venezia e mi trovo coi piedi per terra senza una cosa assurda. Aspetto per andare all'ospedale, l'1, e non vedo che arriva nessuno. Armarsi di pazienza e aspettare è stata questa la parola d'ordine per anziani, studenti e pendolari che si sono trovati nel mezzo dello sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati autonomi dei trasporti e dipendenti pubblici contro la legge di stabilità del governo delle larghe intese. L'adesione è stata forte, Venezia è stata la città più penalizzata con l'81% di aderenti nel trasporto persona su gomma e il 71% nella navigazione, ma non è andata molto meglio nelle altre città da Treviso, Vicenza e Verona, dove l'adesione in mattinata è stata il 35%. Adesso aspettiamo, mi ha detto forse per mezzogiorno, chi passa, devo andare a Quinto. Quindi deve stare qua fino a quell'ora? Spero chi passa prima, ma siamo qua, che aspettiamo non lo sappiamo. Dalle 10 che aspettiamo qua. È arrivato qualcosa? È arrivato di Dolo, Padova, ma maestre Noale niente. Adesso aspettiamo un po', adesso stiamo chiamando qualcuno a casa che possa venirci a prendere. Disagi per studenti, lavoratori, ma anche per le migliaia di turisti a Venezia che dovevano prendere treni o vaporetti. Arrivo dal Belgio. E senta, sapeva che c'era sciopero, ha avuto problemi con i treni? Eh sì, dobbiamo andare a Calalzo. E non c'è il treno? Non c'è il treno? Non sappiamo. Vogliamo andare a Mestre, siamo arrivati col vaporetto e vorremmo stare a Venezia 2 giorni, ma non sappiamo come fare per raggiungere l'albergo. A Padova invece i sindacati autonomi hanno bloccato i servizi logistici davanti ai magazzini generali, disagi e difficoltà anche nel servizio ferroviario con diversi treni cancellati, adesione allo sciopero anche all'aeroporto Marco Polo dove non sono mancati i problemi. A riportare maggior disagio è stato senz'altro il servizio di trasporto persone. Io devo raggiungere Trieste e devo aspettare, non so se riuscirò ad arrivare. Uno sciopero che ha creato disagi e problemi in tutta Italia, mentre a Roma si teneva la maxi manifestazione con almeno 100.000 manifestanti. Dal Veneto sono stati almeno in 3.000 a partecipare.